2 costine, 2 lombi e 2 coppe. Questa è la porzione tipica sostanzialmente. Dove li avete comprati questi spiedi? Questi qua li abbiamo fatti io e il mio amico Walter, che è di lì. Io ho origini pugliese, trapiantato a Manerbio e faccio lo spiedo bresciano. Però parli bene bresciano! Eh sì, Lo spiedo appartiene da sempre alla cultura gastronomica bresciana, è un piatto, una ricetta che si perde nella notte dei tempi, quindi andiamo a scoprirle, andiamo a riscoprirle meglio le radici dello spiedo e poi andiamo anche a capire meglio che cosa vuol dire fare questa preparazione che apparentemente è semplice, ma in realtà presuppone una vera e propria cultura che poi diventa arte. Andrea, ma cos'è sto mombolino? Il mombolino è questo. Signor! Ma quante spade sono? 48 lance per 250 porzioni. E si chiama mombolino? Mombolino perché è il pezzo di carne che c'è all'interno, che è coppa, lonza, costina, e il pezzettino di carne è il mombolino, il cosiddetto mombolino. Da quanto tempo è lì che gira? Allora, questo qua deve partire un'ora prima, sono 7 ore che sta andando e lo togliamo a mezzogiorno, sono 7 ore di calore, diciamo, di braci. Però non si tratta solo di mettere sulla carne, poi bisogna seguire la cottura. Sì, la cottura sì, sono circa 7 ore su questa macchina, sempre continuare ogni quarto d'ora a mettere su il burro, che il burro poi verrà raccolto, la carne assorbe quello che deve assorbire e il burro va ancora raccolto nella pentola o nel tegame giù basso. Perché il burro? Perché il burro gli dà sostanza, però c'è anche chi lo fa con l'olio. Per i celiaci o i senza glutine si può fare anche con l'olio, ha un altro sapore, però col burro è il burro. Dov'è l'occhio del cuoco? Nell'aprire l'antello poche volte durante le 6 ore e guardare l'andamento della carne, il colore della carne, perché partiamo dal colore rosso della carne originale, poi passa al bianco che è circa sulle 3 ore, poi man mano bisogna cominciare a dargli sulla digradazione per arrivare, diciamo, a questo punto di cottura che manca quasi un'ora, che deve avere un colore marroncino, e l'importante è che non sia crudo, mai dare lo spiedo crudo perché è quasi immangiabile. Quindi conta l'occhio, l'esperienza, L'occhio, che sì. basta sbagliare Sì, di qualche sì, minuto? purtroppo sì, che può anche diventare carbonizzato in un attimo. O si aprono gli antelli, si tolgono gli antelli addirittura, ma se no bisogna stare attenti. Bisogna partire con calma e man mano andare con la gradazione delle braci, perché sennò lo spiedo, non dico che qua diventa quasi immangiabile, ma si fa anche brutta figura, anche perché, come ripeto, qua sopra ci sarà su 1500 euro di carne e insomma non è da buttare quella carne qua, assolutissimamente. Come capite a che punto è la cottura? Allora, siamo arrivati circa a 6 ore e mezzo di cottura e come possiamo vedere la carne comincia a fare una schiumetta sull'osso. La carne, eccolo là che si vede bene, la carne comincia a ritirarsi dall'osso, questo vuol dire che lo spiedo ha raggiunto il massimo e sta cominciando a buttare fuori i liquidi in eccesso. L'acqua, il burro, tutto quello che è in più lo butta fuori. Se guardate bene anche l'osso come si ritira dalla carne, ci siamo, mezz'oretta, 40 minuti. Può venire giù, vedete le bollicine che proprio fa la schiumetta sull'osso, lui è pronto. Quanta esperienza ci vuole per capirle queste cose? Tanti spiedi, tanta passione, tanta pratica e bisogna farlo sempre. Ma tu da quanti anni è che lo fai, Cesare? 10 anni. Ma tu sei di qui, Cesare? Io ho origini pugliese, trapiantato a Manerbio e faccio lo spiedo bresciano. Però parli bene bresciano? Sì, Ma come nasce lo spiedo bresciano? Perché c'è questa tradizione nella vostra provincia? Una tradizione che viene dalla notte dei tempi. Diciamo che Brescia da sempre ha portato avanti questo prodotto e sostanzialmente si perde nella storia, dicono dai greci addirittura. Quindi i bresciani erano in Grecia ai tempi per
per lavorare negli eserciti e automaticamente poi hanno portato dalla Grecia questo piatto, sviluppatosi poi diciamo in maniere differenti nelle valli bresciane, nella pianura e nel lago di Garda. Quindi non c'è una ricetta unica? Non c'è allora, la ricetta sta nella cottura e nella preparazione. Poi ognuno può mettere pollo, può mettere il coniglio, può mettere le patate. Nelle valli, per esempio, Valsabbia in particolare, mettono tante patate, mettono il pollo e via dicendo. Nella bassa bresciana non si mette il pollo, ovviamente, e è fatto solamente di maiale. Quindi 2 costine, 2 lombi e 2 coppe. Questa è la porzione tipica, sostanzialmente. Oppure la costina con 2 ossa che fanno 2 costine alla fine. Quindi sono 5 pezzi anziché 6. E la confraternita è un po' il custode di questa cultura antica, vero? Sì, sostanzialmente è nata per questo motivo e per, diciamo, cercare di far conoscere il prodotto al di là della provincia di Brescia, sostanzialmente. E che valore incorpora lo spiedo bresciano? Bah, qua ci sono tante cose, la prima è la convivialità. Sostanzialmente quando si fa lo spiedo si comincia ovviamente un giorno prima e lì c'è la preparazione, quindi è già una questione molto importante dove però nella preparazione ci sta anche il pane e salamina, un bicchiere di vino e fare delle risate tutti insieme. Il giorno dopo c'è la cottura e anche nella cottura c'è questa convivialità, quindi la prima cosa dello spiedo è la convivialità, diciamo così. E quanto è coinvolgente per esempio per i giovani? Ma i giovani sono molto interessati e ovviamente diciamo, noi siamo partiti parecchi anni fa e abbiamo imparato dai nostri padri e dai nostri nonni. Io mi ricordo quando ero piccolo andavo a catechismo alla domenica mattina, però prima di partire sentivo il profumo dello spiedo in casa, non vedevo l'ora di tornare per assaporare lo spiedo. E mio padre aveva questo ristorante nel 1951, ha aperto questo ristorante, quindi era una cosa normale sentire questi profumi e noi abbiamo cercato di portare avanti questo prodotto con quei profumi che c'erano al tempo. Quindi diciamo è una cosa che fa di generazione in generazione, ma anche le nuove generazioni recepiscono molto bene questa cosa. E c'è una rivalità tra le varie valli? Sì, c'è una rivalità, diciamo, perché ognuno di noi pensa che lo spiedo che sa fare è il migliore di tutti, in sostanza. Però è una cosa anche costruttiva, perché alla fine anche diciamo, lo spiedo che fanno diciamo, nelle valli o via dicendo sono tutti apprezzati non solo da noi spiedisti ma da tutti, quindi alla fine è un prodotto unico che ha le sue sfaccettature diverse.